Siamo qui con Imelda, ha quasi 90 anni, li compie il 19 agosto, li porta benissimo e sentiamo come è riuscita a conquistare il suo uomo ideale, Giuseppe. Posso parlare anche in dialetto? Sì, come ti viene? Vabbè, dai, Dai, che ne rompe i coglioni. Non che c'è niente da nascondere. Sì, che aveva un fidanzato in più, ma insomma. Ma che c'è questo qua? Beh, io ora una mia amica mi dice, ah guarda, te conviene. Sì, è bravo, è buono, sta bene. Beh, vieni pure, che tanto se fra 7-8 mesi non mi sento di volerti più bene adesso, ti sparisci e me non ti voglio più. E tua mamma era d'accordo con Cesare? Sì, tantissimo, quindi era d'accordo. Quindi alla mamma piaceva Cesare? Tantissimo. Vado in strada mia dove che abitavo, a Polegge, e conosco un ragazzo che mi non aveva mai visto, Giuseppe. Imelda conosce Giuseppe, però era insieme con Cesare. Mamma Maddalena non voleva Giuseppe, voleva Cesare, quindi gli ha scritto a Giuseppe che la situazione era chiusa. Non più scrivere. Giuseppe è arrivato alla carica di nuovo di me, in cerca di me, e allora io ho detto no, che sono già fidanzata, vada, c'ho già l'anello di fidanzamento. Che era Cesare? No, le ho detto a Giuseppe. Sì, ma con chi eri fidanzata? Con Cesare? Ancora con Cesare, quindi Cesare è andato avanti? Un paio di anni. È andata a finire che lui non mi lasciava mai in pace, non facevo neanche un passo, che lui me lo trovavo dappertutto. Uno stalker. Non so io cosa vuol dire questa parola. Lo stalker è l'uomo che ti insegue sempre senza mai lasciarti in pace, ma che adesso è anche un reato, No, ma era di comune accordo, si può dire. Ti facevi rincorrere di comune accordo? Sì, anche a trovare. Sì che Cesare piano piano si è portato via tutta la roba che mi aveva regalato e io le ho dato tutto. La sdraia, il giradischi a mano, l'anello. Anche l'anello si è tolto? Sì, non so neanche se fosse d'oro. Dai, insomma, fa niente. Mia mamma non sapeva niente di Giuseppe, no? Allora, patapinfete e patapunfete. Sì, mi ha sistemato le feste, ma a me non mi interessa proprio niente. Cesare non è più venuto. Veniva a prendersi una cosa per cena, pensando che io cambiassi idea. Furbo Cesare, Questo Cesare. Intanto Giuseppe godeva. Sì. E mia mamma non voleva che venissi in casa. E questo siamo andati avanti 7-8 mesi, sì, vedendoci così di sfroso, diremmo. Tecnica per conquistare Giuseppe è vedersi di sfroso. E allora io di mattina sono andata in chiesa, pinfede, ho suonato il campanello del prete. Dopo cammino ho detto, io le voglio bene a Giuseppe, ho detto. Lei e mia mamma non lo vuole fare entrare in casa. Guarda che era un prete Arcigno. Quindi la Imelda ha avuto il coraggio di andare dal prete Arcigno e affrontare per risolvere questa situazione per amore di Giuseppe. E lui mi ha detto, no, Imelda, dice, hai pienamente ragione, dice. Dile che tua mamma la metta via e che tu lo porti in casa. E sono andata a casa e gli ero detto, perché ancora la sera dopo è venuto in casa. Praticamente il prete, come Dio, ha aperto le porte del paradiso. Sì, perché lui, per la parola sua, ha fatto fede a quello che dicevo io, no? Beh, ti sei sposata comunque con Giuseppe? Ma certo che mi sono sposata. Però non hai chiesto ancora il consenso del prete? No. No. E neanche dalla mamma. In cattivia, amore per Giuseppe, Imelda si è incattivita, basta, e sono partita. Ed eravate innamoratissimi? Tantissimo.